tutti quegli artisti che insistiamo a porre sotto la sigla rassicurante di post-impressionisti, illudendoci così di riuscire a governarli. Post-impressionismo è il nome di una ricerca svolta da un gruppo di pittori attivi sempre a Parigi, diciamo negli ultimi 20 anni dell'Ottocento. Nel 1886 si ha a Parigi l'ultima mostra del gruppo impressionista, ma nello stesso anno il poeta Jean Moreau pubblica sul Figaro un manifesto del simbolismo, in cui egli sostiene che l'opera d'arte, sia poetica, letteraria che pittorica, non deve appoggiarsi sui sensi, non deve descrivere, illustrare la realtà che noi esperiamo con i nostri sensi, ma deve invece affidarsi alla memoria, all'immaginazione, al sogno, per avere un effetto soprattutto di evocazione, di suggestione. E secondariamente, rispetto a questa suggestione, l'opera d'arte può essere idealistica, cioè avere al fondo un'idea forte, portante, che viene figurata attraverso la forma che viene data ad essa nella tela. È veramente una rivoluzione rispetto alla cultura dell'impressionismo che in maniera positivistica e non idealistica sosteneva invece che gli artisti si dovevano rifare alla loro esperienza sensoriale della realtà. L'artista più vicino a questa temperie del simbolismo è sicuramente Paul Gauguin, che aveva iniziato a lavorare accanto agli impressionisti ma che se ne distaccherà proprio verso la metà degli anni '80. Paul Gauguin si trasferisce da Parigi in Bretagna rifiutando proprio la modernità e andando alla ricerca di una cultura che fosse più originaria, più autentica, fra virgolette primitiva. Di questa sua ricerca prova un quadro molto testimoniale, La visione del sermone del 1888. Vi sono raffigurate delle donne che in presenza di una predica di un prete visualizzano come se fosse vera davanti ai loro occhi la scena della lotta di Giacobbe e l'angelo evocata dal sacerdote, che però così come esse la visualizzano non è altro che un prodotto della loro immaginazione suggestionata, è una sorta di allucinazione. Come ottiene Gauguin questo effetto? Con una pittura la cui tecnica, il cui linguaggio è proprio agli antipodi degli impressionisti. I colori sono dati in maniera piatta, distesa, non sono assolutamente frammentati, predomina in maniera abbagliante un solo colore, il rosso vermiglione che occupa tutto il campo del quadro e non è più un colore naturalistico, mimetico osservato nella realtà, bensì è un colore che ci deve restituire l'intensità dell'allucinazione delle donne. Le figure delle donne sono rese in maniera sintetica, estremamente semplificata, delineate con un contorno spesso che non ha tanto la funzione poi di vero e proprio contorno quanto di arabesco lineare, quasi decorativo. È quindi una pittura tutta ispirata dalla memoria e dall'immaginazione dell'artista, che coglie poi un'essenza, cioè Gauguin voleva rappresentare la modalità di religione e superstizione di una popolazione rimasta ancora a uno stadio arcaico e voleva fare in questo modo quello che gli diceva una pittura di bambini, dipingere come i bambini che appunto arrivano a restituire l'essenza di quello che provano o conoscono della realtà. Gauguin continua poi nella sua ricerca esistenziale anche un percorso di fuga dalla modernità, da Parigi si dirige poi nella lontana Polinesia, a Tahiti, in una vera e propria fuga sia nello spazio, andando lontanissimo verso questa neonata colonia francese, sia nel tempo, perché pensa di regredire a uno stato originario proprio dell'esistenza umana. E in questa situazione dipinge numerosi quadri,
dove l'intensità cromatica, ma insieme l'atmosfera di sogno, l'immaginazione che trova figura nel quadro, vengono ulteriormente accentuati. Per esempio c'è un quadro interessante di questa sua modalità, si intitola Il suo nome è Varaumati, del 1892, raffigura una semidea protagonista delle leggende della mitologia locale, della mitologia maori, ma ancora una volta il quadro è il frutto della personale memoria e immaginazione di Gauguin. La figura vi è rappresentata seduta, però nella distorsione, diciamo, perché il volto è rappresentato di profilo, il busto è visto frontalmente, c'è una chiara memoria della figurazione dell'antico Egitto. Infatti Gauguin si era portato dietro di sé delle fotografie di fregi di tombe egizie che guardava a Tahiti, quindi con un completo, diciamo, spaesamento spazio-temporale. Sul secondo piano c'è un rozzo gruppo scultoreo intagliato, scolpito sommariamente, e una coppia di idoli pagani abbracciati, ma non nulla che Gauguin abbia effettivamente visto, perché tali idoli in pietra erano stati tutti distrutti dai missionari, quindi è una sua ricreazione. Quindi questo ambiente esotico di Tahiti viene nella realtà ricostruito attraverso l'immaginazione dell'artista. Il quadro sembrerebbe costruito secondo la tradizione prospettica, più scene che si scalano in profondità, ma questo non accade in realtà, perché i tocchi di colore caldo in primo piano, aranci e gialli, si riverberano nell'azzurro del cielo dello sfondo, portando così a una ricompressione dei piani in un solo piano, quindi c'è una sorta di piattezza bidimensionale essenzialmente decorativa, che ancora una volta astrae fortemente questa scena dalla realtà, da qualcosa visto nella realtà, è qualcosa invece immaginato e desiderato. Ancora diverso è il caso di Vincent van Gogh, amico di Gauguin. L'olandese era venuto a Parigi nel 1886, per un periodo lavora con Gauguin ad Arles in Provenza, ma è una convivenza molto difficile che finisce con un gravissimo scontro fra i due. Van Gogh voleva lavorare direttamente dal vero, guardando direttamente il motivo, non di memoria o di immaginazione, solo che i suoi quadri, pure se frutto di un'osservazione diretta, sono investiti della carica emotiva psichica che coinvolge l'artista al momento della loro stesura. Ne è un esempio quello del cielo stellato dipinto nel 1889, dove ci sono delle pennellate turbinose, vorticose, che restituiscono il moto cosmico dei corpi celesti, ma queste pennellate ci restituiscono proprio l'emozione dell'artista, il suo coinvolgimento psichico, hanno un che di accelerato, sono caricate di colore spesso materico, c'è proprio una sorta di distorsione del veduto che risponde al riflesso di una psiche profondamente turbata. Ne è un esempio anche l'ultimissimo quadro dipinto da Van Gogh, che è il Campo di grano dell'estate 1890. In questo caso le pennellate si susseguono rapidissime, in una successione vibrata, si incalzano e si sovrappongono. All'interno del campo c'è il solco di 3 tracciati di sentiero che potrebbero confluire in un punto di fuga al fondo, ma che in realtà divaricano, divergono e quindi introducono in tutto lo spazio una sorta di anarchia anche di punti di vista, di direzioni. E ancora una volta questa scompaginazione del tessuto spaziale molto violenta, insieme all'intensità massima dei contrasti cromatici, dei colori complementari che sempre Van Gogh persegue, ci restituiscono proprio una situazione di estrema sofferenza psichica. Il colore ormai non è più un colore naturalistico, ma è un colore fortemente simbolico, proprio di una situazione di stato d'animo.
E la pittura di Van Gogh del resto è alla radice delle correnti della pittura espressionista che si manifesteranno poi all'inizio del Novecento, là dove il linguaggio pittorico viene subordinato all'espressione di stati d'animo, che sono per lo più stati d'animo di disagio, di sofferenza, di sradicamento rispetto alla realtà sociale in cui ci si trova. Un altro pittore che sarà estremamente importante per la pittura d'avanguardia del primo Novecento, ma soprattutto per i cubisti, è Paul Cézanne. Paul Cézanne apparteneva alla generazione degli impressionisti, ha dipinto già con loro, ha partecipato alle loro mostre negli anni 70, ma all'inizio degli anni 80 lascia Parigi, si ritira nella natia Provenza, dove dipingerà sempre in totale solitudine. Anch'egli vuole dipingere direttamente sul motivo en plein air, ma rifiuta dell'impressionismo quello che egli considera l'apparenza superficiale, il fatto che gli impressionisti si siano fermati soltanto alla vibrazione della luce, mentre invece per Cézanne è importante restituire l'essenza costitutiva della realtà. In un quadro come Case in Provenza del 1883, per esempio, pennellate frante come nella pittura impressionista si succedono però secondo una progressione regolare e vengono a suscitare davanti a noi la struttura geologica delle rocce, la conformazione della vegetazione, dei cespugli, la stessa struttura volumetrica, la plasticità delle case. Cioè Cézanne riesce a restituire volume alle cose rappresentate, cosa che gli impressionisti avevano invece tolto, ma non lo fa attraverso il nato chiaroscurale, lo fa attraverso la modulazione del colore, cioè i toni vengono graduati progressivamente sulla superficie della tela con dei minuti passaggi dati da pennellate molto rapide in sequenza che vengono progressivamente o a intensificarne la luce se deve dare luce o vengono invece progressivamente abbassati se devono invece restituire l'ombra. Agli occhi dei cubisti sono state importanti soprattutto le nature morte di Cézanne, di cui un notevole esempio è per esempio la natura morta con l'amorino di gesso che raffigura oggetti presenti nel suo studio. Cézanne sosteneva che, come gli impressionisti, che bisognava approcciare la realtà a partire dai sensi, ma non soltanto il senso della vista, ma anche il senso del tatto, e quindi l'esperienza che si ha della plasticità delle cose toccando, e poi attraverso l'esperienza del movimento, cioè avvicinandosi, allontanandosi, guardando le cose dall'alto o di sbieco. Nella natura morta gli oggetti raffigurati sono così rappresentati da questi diversi punti di vista e prevale la vista dall'alto che ci viene a rovesciare ancora una volta tutta la scena sul primo piano, coinvolgendoci direttamente in quello che noi vediamo, però quello che si vede è soprattutto, una scomposizione dei diversi aspetti della scena, cosa che interesserà chiaramente i cubisti, e poi una loro sintesi complessiva. Questa sintesi naturalmente comporta che gli oggetti si presentano però distorti, con delle deformazioni, tant'è vero che i contemporanei non ammiravano affatto Cézanne, lo consideravano quasi con sprezzo, consideravano che fosse un pittore goffo, incapace di disegnare. Invece il vero problema di Cézanne, quello che ha costituito per sempre lui un tormento, perché in effetti è anch'egli una personalità molto tormentata, è stato quello di dover rappresentare nel quadro, che non è altro che una superficie piana, la nostra esperienza della realtà, come noi la viviamo attraverso i sensi, come la ricostruiamo interiormente, sintetizzandola, e che poi nel quadro ci si trova col cimento di dover esprimere, restituire con la stessa intensità con cui la si è vissuta davvero. Grazie a Pier Giorgio Di Freddi e a Maria Grazia Messina. Le lezioni per oggi finiscono qui, ma come sempre riprenderanno domani.
Nel frattempo scrivete sui social di Rai Cultura e di Rai 3 le vostre domande, le vostre curiosità, i vostri commenti. I maestri vi risponderanno e la scuola non si ferma.